Buon pomeriggio a tutti. Come facevamo a fare un convegno quest'anno senza parlare della grandissima novità che quest'anno ci si presenta, cioè Nova Gorica e Gorizia assieme, capitale europea della cultura. Un'occasione unica che, messa vicino a tutti i rapporti già in essere transconfinari attraverso il GECT, di cui dirò due parole più avanti anch'io, e attraverso tutte le relazioni che si sono consolidate anche fra i comuni al di qua e al di là dal confine, io l'ho chiamata virtuosi esempi di metamorfosi europea, cioè quell'idea d'Europa che, come abbiamo discusso ampiamente questa mattina, sta piano piano tramontando, perché c'è un'idea virtuosa e una spinta dal basso verso l'alto e non il contrario, che è rappresentata proprio da quanto sta succedendo al confine nord-orientale di questa regione con i vicini austriaci e sloveni. Non per niente, come accennato stamattina, la Slovenia è stata quest'anno il paese ospite più importante del Mittelfest e il prossimo annuncio fin d'ora che sarà l'Austria. Perché l'Austria? Perché l'altro è il nostro vicino di casa e voi diplomatici mi insegnate che i primi ad essere contattati e visitati devono necessariamente essere i vicini di casa. Quindi, fatta questa premessa, io darei subito la parola all'onorevole Lizzi, anche perché so che i suoi minuti sono contati, come peraltro quelli dell'assessore Gibelli, che però mi ha dato tempi tecnici sempre stretti, ma un attimino più di respiro. Prego Elena, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a Mitteleuropa per l'iniziativa, per l'invito, per la continuità nell'opera di coinvolgimento, di sensibilizzazione e di relazioni con i paesi a noi cari. Saluto ovviamente l'assessore Gibelli molto caldamente e ringrazio anche lei per la presenza e per la partecipazione, e il padrone di casa, l'assessore Cigolotto, con cui ci conosciamo da qualche lustro. Diciamo un po' tutti qua ci conosciamo da qualche lustro. Per me è un piacere partecipare, mi sarebbe piaciuto partecipare ai lavori diciamo più intensamente, come ho cercato di fare, ho fatto un po' l'anno scorso, però oggi in contemporanea accadevano più cose e ve le racconto così vi rendete conto anche di ciò che sta succedendo al nord-est d'Italia. Da alcuni giorni il nostro gruppo parlamentare dell'Europarlamento era riunito a Trieste in un'iniziativa programmata da diversi mesi per parlare proprio diciamo, di questioni politiche e non solo interne, e per conoscere, quindi in una interazione con le realtà che rappresentano il territorio e non solo friulano, conoscere i principali argomenti di dibattito, siano essi argomenti diciamo, della sfera culturale, economica, sanitaria, politica o in generale, proprio per cercare anche di far conoscere all'interno del nostro gruppo politico, che è composto da europarlamentari di diverse nazionalità, cosa sta succedendo in questa parte d'Europa. Oggi i miei colleghi, che insomma, rappresentano una decina di paesi, sono andati in visita alla Repubblica di Slovenia dal presidente Janša e diciamo
che è il presidente reggente in questo momento del semestre europeo, quindi c'è un percorso di interazione focalizzato proprio alle relazioni che si intersecano e incrociano questa realtà, messa ancora di più in evidenza per intensificare proprio l'importanza ed evidenziare l'importanza della nostra area territoriale per fronteggiare anche i cambiamenti che inevitabilmente in Europa arriveranno, infatti sono anche in corso in questo momento, e questo mi sento di dire per rispondere anche al focus dell'argomento proprio di questa edizione del nostro convegno. Cambiamento culturale. L'associazione Mitteleuropa, ma chiaramente il caro amico dottor Paolo Petiziola ha centrato proprio l'argomento, no? Un vaccino culturale. Io vi posso testimoniare che il percorso che l'Europa sta affrontando è scatenato ovviamente dagli effetti e dall'impatto che il Covid-19 ha avuto sull'Europa che era stata costruita nell'immaginario, nel sognato, nell'auspicato, nel programmato, ma anche nel raccontato. Io forse chi magari poteva essere presente l'anno scorso mi avrà sentito essere un po' critica, no? Ma non perché noi non vogliamo l'Europa, perché la vogliamo più vicina alle persone. E effettivamente, purtroppo, nel disastro sanitario, umano e poi economico e sociale dell'impatto del Covid-19, è accaduto anche che però c'è stata una reazione che è venuta proprio dalla reazione delle persone che aspettavano una risposta immediata da un'istituzione che noi abbiamo sentito parlare sempre attraverso degli atti molto difficili e molto lontani e molto, diciamo, reali, dall'alto verso il basso. Invece la richiesta che è arrivata proprio dal basso, dal popolo, dalla popolazione, dai cittadini, degli Stati membri, è stata quella di risolvere un problema che stava attanagliando la vita di tutti. E parrebbe, questa è attualmente la sensazione che abbiamo guardando gli atti che si presentano alla nostra discussione, che il focus delle attività politiche, anche se le priorità declamate sono quelle di cui avevamo parlato, insomma, Green Deal, digitalizzazione, eccetera, che ci sia un po' una presa d'atto che la richiesta principale è quella di spostare e mettere le priorità politica, le priorità dell'agenda politica, la persona, cioè di avere la persona al centro delle attività politiche, delle agende del governo europeo. Da cosa deriva questa sensazione? Una serie di atti sicuramente, ma anche una serie di rilevazione di dati che sono stati eseguiti ovviamente in questi 18 mesi, che hanno evidenziato le difficoltà e le distanze, ma anche la necessità manifestata da parte delle varie comunità, ma anche dai governi regionali e nazionali, di cambiare il passo, cambiare il paradigma e di mettere in campo delle misure straordinarie e alternative, ma sicuramente diverse dal passato, che ci consentissero di concentrarci su un nuovo modo di interagire tra di noi e dall'Europa verso l'esterno dell'Europa. In questi 18 mesi avrete anche sentito molto parlare di vaccini, di tante cose. Adesso finalmente si comincia a parlare anche di cura. È stato difficile, secondo me, far capire, e ancora lo è,
alle persone che questa istituzione così ben vista e promossa e sdoganata a livello, diciamo, mediatico, in realtà aveva delle grandi difficoltà a interagire in modo efficace e immediato a favore della popolazione, perché non è sempre stata raccontata come una cosa già fatta, mentre invece noi sappiamo che è un percorso quotidiano, giornaliero, che tutti noi siamo chiamati a fare e che prenderà sicuramente anche tante altre legislature per il compimento. Ma, diciamo, questo è, diciamo, solo un breve resoconto di quello che è la situazione che stiamo vivendo. La realtà dei fatti è che effettivamente è emersa questa difficoltà da parte di una struttura che ha delle finalità assolutamente nobili e delle finalità di grande livello, la difficoltà che ha comunque a interagire in modo pronto e immediato per i fabbisogni. Però quello che è emerso anche è la grande collaborazione che c'è stata all'interno degli Stati e la grande volontà anche di continuare questo percorso, pur cambiandone forse in parte le regole. Ed è qui che su questo doppio binario, no? Il fabbisogno socio-sanitario o perlomeno sociale che emerge dalle attese della cittadinanza e il cambiamento invece dei sistemi, delle relazioni all'interno delle dinamiche tra gli Stati membri che presumibilmente si giocherà l'operatività e il futuro, il successo delle ulteriori iniziative, diciamo, legislative ma anche diplomatiche. In questo percorso sono certa che la presa di conoscenza e la presa di consapevolezza e della reciproca conoscenza delle nostre necessità, del nostro progetto comune sia più che utile, perché comunque in questo percorso le istituzioni della nostra regione in particolare stanno interagendo in modo molto importante con le rappresentanze delle nazioni qui rappresentate. E certamente ci saranno sviluppi non solo diplomatici ma anche sociali ed economici che auspichiamo saranno sicuramente di interesse e soprattutto all'altezza delle aspettative che ciascuno di noi ripone. Direi di fermarmi perché volevo solo fare un saluto, un po' un resoconto di queste attività. Volevo aggiungere anche solo il fatto che stamattina c'è anche tenuta una commemorazione a cui avrebbe dovuto partecipare la massima rappresentanza, il massimo rappresentante del Parlamento europeo, che però, diciamo, per motivi di salute, non è un segreto, ha dovuto rinunciare. Quindi capite che quest'area piccola dell'Europa a nord-est dell'Italia, un po' per le infrastrutture, un po' perché c'è l'interazione e una nuova attenzione proprio sulle dinamiche di quelli che una volta chiamavamo confine, che stanno diventando delle cerniere, come Gorizia 2025, stanno generando e conseguentemente ci sarà sempre una maggiore attenzione e una interazione che saranno certamente complicate dal punto di vista della gestione, ma saranno sempre più sostenute e supportate, perché su questi percorsi sociali e culturali si insedieranno o comunque saranno, diciamo, seguiti anche da percorsi economici.
a cui noi auguriamo il miglior successo. Grazie. Grazie. Grazie Elena, hai toccato punti che sono stati toccati anche stamattina, ma pensa tu, ma non con l'attualità di quanto accaduto in queste ore o in questi giorni a Bruxelles, ma sulla necessità che quanto tu hai detto oggi qui a Bruxelles sia ascoltato e perseguito, ma è stato un coro unanime. Quindi a conforto di quanto hai detto tu. Sono velocissimo perché so che l'assessore ha fretta e passo subito la parola all'assessore Tiziana Gibelli con un sentito ringraziamento per come ci segue e come ci incoraggia. Io mi scuso innanzitutto perché immediatamente dopo aver terminato di tediarvi devo allontanarmi. Ma mi dispiace perché in questi giorni lo sto facendo, da molte settimane lo sto facendo quasi ovunque, perché c'è una cosa che invece mi fa molto piacere. Il nostro sistema di produzione culturale, così come il mondo dello sport, per fortuna sono sopravvissuti a questi 2 anni terribili di pandemia, nell'era pre-vaccino, diciamo, perché già all'inizio di quest'anno abbiamo cominciato a respirare, pur avendo avuto i colpi di coda ovvi anche perché il nostro paese non aveva una campagna vaccinale. Per fortuna poi sono successe cose e quindi si è dotato di una vera campagna vaccinale e abbiamo risolto molti problemi. Da moltissime settimane, dicevo, io sto verificando come sia vivo e come sia vitale, nonostante il periodo di forzata inattività, il nostro sistema di produzione culturale, perché tutti hanno realizzato, stanno realizzando. Alle 18 per esempio io vado a inaugurare Storia, edizione 2021, dedicata alla follia, e che non a caso non si svolge nel luogo dove tradizionalmente si svolge Storia, ma al Parco Basaglia. E stanno anche recuperando tutte le iniziative che dovevano fare nel 2020 e per le quali abbiamo deciso come Regione di lasciare il finanziamento in modo che potessero anche tappare eventuali buchi che nel frattempo ci sono stati, questo è ovvio, e però a patto che entro il 31 dicembre dell'anno successivo, in alcuni casi andremo anche a derogare un po' arrivando al 2022, ma proprio perché invece gli eventi si stanno facendo. Quindi sostanzialmente abbiamo raddoppiato i momenti nei quali occorre essere presenti, perché mi piace anche poter ringraziare personalmente chi si è fatto dei mesi bruttissimi di pazienza e tenacia a reggere una situazione che sembrava che non potesse reggere, e invece pian piano siamo arrivati con gli aiuti e siamo riusciti a far sì che potessero perlomeno sopravvivere, e poi con ulteriore pazienza per riprogrammare 20 volte gli eventi, perché a seconda di come andava la curva della pandemia bisognava. Quindi mai titolo fu più centrato di questo, perché dall'emergenza virale siamo al vaccino culturale. Io sono stata attaccata, vengo attaccata costantemente dai Novax, ma la prima volta che mi attaccarono in modo feroce fu quando io scrissi un tweet nel quale dicevo che ero favorevole al Green Pass, era maggio, quindi mi ero preso un po' in avanti, perché questo ci avrebbe restituito la possibilità di tornare a vivere la nostra vita potendo andare al cinema, a teatro, a vedere le mostre. Evidentemente non lo sapevo, l'ho capito dopo, ho toccato un nervo sensibile, perché fino a quando avevo detto che ero favorevole al vaccino, che mi sarei vaccinata, eccetera, eccetera, non ero stata, fortunatamente, degnata di attenzione. Da quel momento lì in poi ho scatenato l'inferno. Perché è vero,
tutti abbiamo bisogno di cultura perché è una parte fondamentale della nostra vita, che noi ne siamo consapevoli o no. È stato solo dopo la privazione di questa parte fondamentale della nostra vita che anche chi non era consapevole si è reso conto di quanto contasse per sé, per i suoi amici, per i suoi familiari, per le sue relazioni sociali, avere la possibilità di sviluppare socialità in momenti culturali, andando a vedere una mostra, andando al cinema e poi a mangiare la pizza con gli amici, andando a teatro, andando a sentirsi un dibattito o la presentazione di un libro. Questo ci ha rafforzati culturalmente, è stato un bel vaccino culturale. Da qui in poi vedremo come saremo capaci di aiutare questa vaccinazione a prolungare il più possibile i suoi effetti. Il nostro traguardo non è il 2025 con la Capitale Europea della Cultura, il nostro traguardo deve essere dal 1° gennaio 2026 in poi, perché se noi saremo capaci in questa regione di cogliere veramente questa opportunità, molte cose poi cambieranno. Cambieranno per noi, cambieranno per gli amici sloveni, perché potremo dimostrare una cosa che scriveva Ralph Dahrendorf, 1989. Dahrendorf ebbe questa intuizione che molti non hanno colto, pur avendo tutte le possibilità, anche non avendo letto Dahrendorf, di vivere quello che Dahrendorf ha previsto che sarebbe successo. Dahrendorf disse in sostanza che dopo la caduta del muro di Berlino cadevano le ideologie. Cadute le ideologie, la distinzione destra-sinistra che aveva caratterizzato tutta la politica del Novecento sarebbe caduta, perché a quel punto ci sarebbe stato solo nel governare e amministrare la cosa pubblica un problema semmai di priorità diverse nel rispondere ai bisogni, alle necessità e alle prospettive della società. Io ci ho creduto allora e continuo a crederci adesso, anche perché è sufficiente guardare le nostre ali estreme dello schieramento politico per vedere quante cose abbiano in comune loro e quante non ne abbiamo invece tutti gli altri che stanno sparpagliati un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. E come ci siano esempi, fior di esempi, di amministrazioni virtuose, ben gestite e capaci di rispondere davvero ai bisogni della loro popolazione, dei loro cittadini, ci sono nell'arco dei maggiori partiti italiani, partiti, movimenti, formazioni, ormai non si sa più come chiamarli, anche questo è un problema. Sul lessico stiamo affrontando una tempesta perfetta, perché già con la SCFA, l'assessora e queste robe da querela, da violenza della lingua italiana, che immagino ci siano anche nelle altre lingue, perché c'è questo movimento di barbarie culturale che è quello della cancel culture, che però interviene anche su queste questioni lessicali come se fossero nodi di fondo. Scusate la parentesi, ma è una roba che ho qua e ogni volta la dico. E dico anche, come può testimoniare Fabrizio Cigolotti e anche il presidente Petiziolo, ogni volta che qualcuno si azzarda a chiamarmi assessora io minaccio la querela, perché a me no. Tornando al discorso che volevo fare, l'evidenza di come ci siano tanti momenti di buona amministrazione, ne cito due che possono sembrare gli antipodi e invece non lo sono. Cito il presidente Fedriga, e non per piaggeria, io non ho mai fatto piaggeria nella mia vita, lo dico perché ne sono convinta, come esempio di un presidente di regione che si fa carico di tutte le esigenze e le necessità dei suoi concittadini, e Stefano Bonaccini, che è del PD e che governa l'Emilia Romagna, è già al secondo mandato. Quindi, come vedete, non ho un pregiudizio facendo un ragionamento generale. E certo che poi se andiamo a vedere talune altre amministrazioni, come dire, non possiamo riscontrare gli stessi risultati quando si parla di estremi. Ci sono persone che non hanno la minima preparazione,
Sì, magari al secondo mandato ti spiegano che potrebbero fare meglio, intanto il primo gliel'hanno pagato i cittadini perché imparassero l'ABC dell'amministrazione, insomma non è molto conveniente. Io ho sempre presente anche il rapporto costi-benefici, no? Quando si ragiona, diciamo che i costi sono superiori ai potenziali benefici. L'Europa dovrebbe aiutare tutto questo. Io credo, come diceva Elena Lizzi, che l'operazione vaccini, per quanto abbia avuto dei momenti di caduta, degli errori di comunicazione gravi, che in qualche modo ci sopportiamo ancora adesso per il loro retaggio, per i Novax, perché abbiamo comunicato male, a partire da EMA, poi anche AIFA, e ognuno ci ha messo di suo, ma insomma degli errori sono stati fatti. Però il fatto che tempestivamente l'Europa sia riuscita a dire io compro i vaccini per tutti, non vi preoccupate, togliendo il problema anche all'Italia, che non è che perché abbiamo 60 milioni di abitanti e siamo forti, nerboruti, eccetera, adesso siamo più forti paradossalmente, ma a gennaio con Draghi che stava per insediarsi, si era appena insediato, io mi immagino che cosa sarebbe stato. Non ho paura di fare nomi e cognomi perché credo di non offendere nessuno, dico cose ovvie e riscontrate. Immagino se Arcuri avesse dovuto mettersi a trattare l'acquisto dei vaccini. Probabilmente io e lui, che siamo i più anziani a questo età, saremmo ancora in lista d'attesa per essere vaccinati. Ecco, quindi da lì secondo me bisogna partire, perché a tutti ci sono stati dei momenti in cui non è piaciuto il modello d'Europa che c'era e tutti vorremmo che ci fossero anche dei punti di vista diversi e delle azioni differenti. Anche Gorizia, Nova Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, può dare un segno e forse essere nel suo campo una piccola sollecitazione perché cambino un po' le prospettive e le tipologie degli interventi. Faccio l'esempio più banale dell'universo che non riguarda la cultura. In termini di infrastrutture e di logistica, non c'è solo Nova Gorizia con Gorizia che può costituire un esempio di come i ragionamenti di investimento andrebbero fatti al di là di una linea di confine che oggi fortunatamente è del tutto immaginaria, anche se, apro una piccola parentesi, è dispiaciuto molto a tutti a un certo punto vedere la rete metallica arancione, e bene hanno fatto i due sindaci a segnalare e significare il disagio che questo comportava. E chiudo la parentesi. Per quanto riguarda noi è una sfida che dobbiamo vincere a tutti i costi. Dobbiamo vincere a tutti i costi perché questa regione, piaccia o non piaccia da qualcuno dei nostri corregionali, pochi per fortuna, non piacerà ad altre realtà non solo del nostro paese e dell'Europa, ma questa regione è diventata la porta per la connessione tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest e l'Europa settentrionale. Ragionando sempre sul 2025, io che ho due difetti, cioè uno ve l'ho detto prima, che ogni volta mi vengono in mente costi e benefici e guardo il saldo per capire se si fa o non si fa, e l'altro costi e benefici anche dal punto di vista sociale, evidentemente non solo economico, se no non mi occuperei di cultura. E l'altro invece è la geografia. La logistica è un derivato della geografia. Per questo importante appuntamento noi ci aspettiamo di avere delle presenze che arrivano da tutto il mondo, non solo da tutta l'Europa. E siamo in una situazione nella quale abbiamo 3 porte naturali. Abbiamo Gorizia, che è di per sé una porta, insieme a Trieste, che è l'hub aeroportuale. Abbiamo l'asse Tarvisio-Udine, che è il varco per il nord Europa, e abbiamo Pordenone, che è l'ingresso per l'Europa occidentale. Quindi riusciamo ad incrociare tutti i punti geografici
geoeconomici e geopolitici del nostro continente. Se noi sapremo far capire come, lavorando insieme, è molto più semplice realizzare momenti importanti di coesione sociale vera, credo che potremo aiutare anche tutti gli altri. Collegato a Gorizia 2025 c'è il progetto di candidatura del quale fa parte tra l'altro la stessa Gorizia e anche per quanto riguarda il Collio e anche Nova Gorizia per quanto riguarda Brda, avendo entrambi porzioni di territorio che insistono sul Collio. Questo progetto è un progetto che ci è molto caro, per il quale abbiamo profuso tante energie, tante speranze, tanto ottimismo. Abbiamo ancora l'ottimismo, io avevo detto a metà luglio che a fine ottobre avremmo fatto il punto della situazione, a fine ottobre ragioneremo con i nostri partner e amici sloveni e poi decideremo in quale forma proseguirà questa candidatura, perché questa candidatura comunque non si fermerà e proseguirà. Io mi scuso per essere stata un po' lunga su cose che potevano sembrare marginali, un po' brutale su queste cose che invece erano fondamentali, ma il tempo è tiranno. Buon lavoro e ci vediamo l'anno prossimo. Bene, a questo punto io dirò solo 2 parole sul GECT. Ho detto qualcosa che non andava, sono andata No, anzi, benissimo. No, non solo tutto quello che hai detto, Elena, l'ho trovato molto coerente e interessante, ma come avevamo ipotizzato già 2 anni fa e poi il Covid ci ha bloccato, credo che l'associazione in tutti i modi debba sostenere questa linea, quindi bisognerà che ci rivediamo come avevamo ipotizzato, che veniamo a Bruxelles nelle sedi opportune, perché se l'Europa nasce dal basso, io in tutta umiltà dico il basso siamo noi che lavoriamo da più di 40 anni per qualcosa riprendiamo a tessere quel filo che avevamo ipotizzato, quindi grazie per il tuo lavoro, rinnovo la mia promessa per il futuro, sicuramente. Appena sarà possibile accedere alle istituzioni, senz'altro sarai il primo, assolutamente. Se posso solo una cosa, vorrei aggiungere, quando mi è stato chiesto dai rappresentanti del comune, anche qualche rappresentante della regione che stavano seguendo la prima bozza della candidatura, cosa ne pensassi, parliamo di 2 anni fa ormai, e io ho risposto che se c'è una probabilità che un progetto rappresenti i valori, tutti i valori, diciamo, riconosciuti dalle istituzioni europee, quello è il progetto Gorizia 2025, perché porterà con sé proprio tutte quelle azioni che noi auspichiamo e che sono possibili solo con il contributo dei rappresentanti delle istituzioni di quegli stati che sono stati travolti, tra virgolette, nel corso della storia da tanti fatti ed eventi che hanno diviso in modo artificioso e giuridico una realtà che invece ha delle radici comuni. E so che il grande lavoro che
caro Paolo Farai, la tua immensa bontà e generosità ed esperienza sarà di fondamentale valore per tutto quel percorso. Elena, grazie. Alle croci sono abituato, a questo punto dico una più, una meno, ma quella che mi dici tu non posso definire croce perché è il sogno della mia vita. È quello che ho sempre auspicato e poi è portare questa apertura e questa visione dell'Europa dalla Russia all'Atlantico. Io questo sogno ce l'ho e credo che in questo la Mitteleuropa, quindi tutti i paesi dell'Europa centrale e dei Balcani, abbiano una funzione enorme e una responsabilità enorme su questo progetto e dobbiamo lavorare uniti. Non ci sono barriere, non ci sono ideologie. Noi dovremmo parlare con Mosca come con Minsk e Varsavia e Berlino e Parigi e perché no, anche Londra. Loro hanno preso delle decisioni. Giuste o sbagliate non lo decidiamo noi, lo deciderà la storia. Però noi dobbiamo avere dialogo con tutti, perché siamo costruttori, non demolitori. Quindi grazie. Devo dire ancora due parole sul GECT. Quello che ha detto l'onorevole Lizzi ovviamente non solo è vero, si tocca con mano. Mi dispiace che non c'è il sindaco Klemen Miklavic perché è ammalato e purtroppo in queste situazioni tocca lottare anche con questi momenti così di sorpresa e non è l'unico, tra l'altro come abbiamo parlato stamattina. GECT è una delle ultime croci, però anche questa è una di quelle delizie che rientrano nel percorso culturale e creativo della mia vita. Dialogo con 3 sindaci che mi vogliono bene, che credono in me, come io credo in loro. Faccio una battuta per farmi capire. Ieri io ho nominato un direttore generale ad interim del GECT con firma digitale, cioè fiducia totale, e sono sicuro che sarò ricambiato di fiducia totale. I rapporti personali che ho con la Slovenia sono incredibili, tant'è che il presidente Pahor è venuto al Mittelfest su invito mio, quindi credo che questa sia una testimonianza su queste basi noi possiamo costruire veramente nuove relazioni e nuovi rapporti con i nostri amici oltre confine, fra virgolette, orientale, come dovremmo cercare di migliorare anche quelli a nord, perché con l'Austria qualche problemino c'è. Cioè, incredibilmente, risolviamo qualcosa a est e forse nasce qualcosa al nord, ma noi siamo fiduciosi che è un momento storico eccezionale. Il GECT avrà delle responsabilità eccezionali perché dovrà giocare un ruolo molto importante anche su Go 2025, perché proprio per quello che dicevo prima è stato individuato un po' come ente un po' al di sopra delle parti, sia dagli italiani che dagli sloveni, e questo va a tutto beneficio di Nova Gorizia e Gorizia sui progetti che noi andremo a realizzare, che sia un momento storico, un treno che passa una sola volta e non si ripete,
Questo credo che sia banale sottolinearlo. Su questo è indispensabile che noi remiamo tutti dalla stessa parte, ma soprattutto, e faccio un appello ai paesi centroeuropei, quello che succederà da qui al 2024 è incredibile, perché quest'anno è Kaunas e io l'altro giorno ad una delegazione di Gorizia e Nova Gorica, cappeggiata dal sindaco di Nova Gorica, ho mandato un mazzo di rose bianche e rosse a Monsignor Luigi Faidutti, nostro ultimo vero presidente della Grande Gorizia, quella che andava dal Vipacco a Cervignano, da Tolmino al mare, che è sepolto lì fra i grandi fondatori della Repubblica Lituana. E quindi è un Baltico Europa centrale. Nel 2023 avremo Veszprém, Ungheria, sul Balaton, una bellissima città con la quale bisogna iniziare subito il dialogo. Nel 2024, mi viene da ridere, avremo Bad Ischl, la residenza di caccia, banalizzo ma è per farmi capire, dell'imperatore Francesco Giuseppe. E la sua residenza ancora oggi è tuttora abitata da un Asburgo, che già ci aspetta. Quindi è il trionfo della Mitteleuropa. Queste capitali europee, se noi riusciamo a fare il sistema, è il trionfo della Mitteleuropa. Questa è la grande sfida che io ho cominciato. E questo diventa un esempio per tutti gli altri su come si possono superare i confini. Io concluderei con questo, perché in questo ho fatto le conclusioni. Però prima di chiudere decisamente questo convegno, ma vorrei la vicepresidente, è sparita, perché l'ho minacciata di no. Vedete se c'è. Con me, ma vorrei invitare l'amico Mark Elseghi, sì, io lo chiamo Mark, in effetti lui è Marco Aurelio, Mark Aurel Elseghi, l'imperatore filosofo, perché ha curato un po' la visita del Santo Padre in Ungheria e telefonicamente mi ha portato un pensiero di questa visita che io sia molto bello, penso sia molto bello, che sia lui a esprimervelo. Mark, per favore. Prego. Grazie per la possibilità, caro Paolo, per l'invito, per la possibilità di essere qui. Grazie a tutti quanti di ascoltarmi. In effetti vorrei portarvi un messaggio di speranza dal cuore dell'Europa. E non sono io a definire l'Ungheria, da dove vengo, il cuore dell'Europa, ma è stato Papa Francesco, ed è per questo che vorrei condividere questo pensiero con voi qui oggi. Forse sapete che dal 5 al 12 di settembre abbiamo avuto a Budapest il Congresso Eucaristico Internazionale. Possiamo dirlo, un raduno mondiale dei cattolici che si fa ogni 4 anni, e questa volta è toccata a Budapest, ed è stato proprio un evento mitteleuropeo anche nel senso spirituale del termine. Più volte sia i nostri politici che i nostri pastori, il cardinale Peter Erdős, hanno sottolineato la vocazione dell'Ungheria di essere ponte tra Occidente ed Oriente, e credo che in questa vocazione tutti i nostri paesi della Mitteleuropa si possano riconoscere, e si riconoscono in effetti. Questo è stato un evento dove non solo i cattolici da
tutto il mondo, con tutte le restrizioni possibili del Covid, si sono dati appuntamento, ma dove addirittura il capo dell'ortodossia, il patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli, è venuto e ha partecipato alla messa di chiusura, ha fatto un discorso ai cattolici sull'ecumenismo, sull'Eucaristia, ma addirittura la seconda persona del patriarcato di Mosca, il metropolita Ilarione, eppure è venuto e ha partecipato a questo congresso. Questo appunto già dimostra questa vocazione dell'Europa centrale di essere ponte tra est e ovest. E Papa Francesco ha voluto venire a partecipare a questo congresso eucaristico internazionale, che non era per niente scontato. Io sinceramente non ci credevo che alla fine sarebbe venuto ed è venuto, e credo perché riteneva importante questa sua presenza. E prima di partire per Budapest e poi fare una tappa in Slovacchia, ha detto che vado per alcuni giorni di adorazione e di preghiera nel cuore dell'Europa. Quindi questo è il giudizio, questa è l'opinione di Papa Francesco della nostra Mitteleuropa, il cuore dell'Europa. Quando a Budapest ha concluso la messa di chiusura del congresso eucaristico, ha tenuto un discorso lanciando anche dei messaggi politico-ecclesiastici che credo, benché siano stati indirizzati soprattutto al popolo ungherese, valgano per tutti noi. Adesso mi permetto di citarlo. L'inno che ha accompagnato il congresso eucaristico si rivolge a te così, popolo ungherese. Per 1000 anni la croce fu colonna della tua salvezza. Anche ora il segno di Cristo sia per te la promessa di un futuro migliore. Questo vi auguro, che la croce sia il vostro ponte tra passato e futuro. Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici. Ma la croce piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti. Esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti, ad attingere alle sorgenti aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il mio augurio è che siate così, fondati e aperti, radicati e rispettosi. Isten éltessen. Ha concluso proprio così, in ungherese, un Papa che non parla fuorché italiano e spagnolo, però questo gesto l'ha fatto agli ungheresi. Quindi radicati e rispettosi, la croce che è ben radicata nei valori, nelle tradizioni, ma che abbraccia tutti. Ovviamente quelli che portavano avanti la solita narrativa nei confronti dell'Ungheria l'hanno subito interpretato in modo che il Papa è andato e ha detto bisogna che apriate le frontiere a tutti i migranti. No, il Papa ha detto di attingere alle sorgenti per dare da bere agli assetati del nostro tempo. Questo era il motto del congresso: tutte le mie sorgenti sono in te, cioè in Cristo. Quindi il Papa ha rafforzato il messaggio del congresso che l'Europa, che tutti gli assetati del nostro tempo hanno bisogno proprio di attingere alle origini, alle fonti. Ed è per questo che ho voluto assolutamente condividere questo pensiero con voi, perché Papa Francesco ritiene che questo sia il messaggio, anzi la missione della Mitteleuropa. Ma perché ci interessa questa cosa qui, che non siamo un circolo religioso, non siamo pastori tra di noi? Perché il cristianesimo, come l'ha detto anche il nostro primo ministro, e non prendo più paga se lo cito, ma diciamo che coglie bene spesso la realtà. Per cristianesimo noi intendiamo due cose qui in Europa, non solo nella Mitteleuropa. Da una parte la fede, la religione, che per ciascuno è una cosa, non direi privata, non neanche lui dice privata, ma è una cosa sacra, dove lo Stato non ha voce. E questa è una garanzia non solo per la laicità dello Stato, ma per le chiese stesse. Lo Stato non ha a che fare con la religione come cristianesimo. Però vi è un altro aspetto, il cristianesimo, che ha prodotto una forma di esistenza, potremmo dire una civiltà.
È su questa civiltà che l'Europa si è costruita ed è questa civiltà che lo Stato, che vuole mantenersi saldo e sopravvivere, deve attenersi e deve favorire. Almeno questa è l'esperienza nostra ungherese, che il cristianesimo è stato un fattore determinante per la sopravvivenza nostra come nazione, come Stato. Altri paesi, altre nazioni possono avere avuto delle esperienze diverse nella loro storia, però nella Mitteleuropa credo che tante nazioni abbiano avuto la stessa esperienza storica, che il cristianesimo ha permesso nelle avversità della storia di sopravvivere come nazione e preservare la propria identità. Quindi sì, siamo identitari perché è questo che ci permette di sopravvivere e scusateci se vogliamo sopravvivere. Quindi era questo, è per questo che l'Ungheria cerca di dare il suo contributo anche agli altri paesi dell'Europa per affrontare un'emergenza virale che non è soltanto medica, diciamo biologica, ma ci sono anche altri virus che circolano in Europa e che attaccano queste radici e questa nostra identità europea. E appunto la cultura come vaccino è molto importante per resistere a quest'altro tipo di virus, perché la cultura nasce sempre da una fede e non può viceversa resistere e sopravvivere senza un chiaro riferimento e attaccamento alla fede. Grazie tante, Paolo. Grazie a te, Mark. Credo che sia una bellissima riflessione di chiusura con le parole del Santo Padre che ci rincuorano, perché dice lui che questo è il cuore d'Europa. Quindi non abbiamo fatto tanti sbagli fino adesso e penso agli anni che tu ricordi perché eri giovane studente alla nostra Università di Gorizia. Per quello parla così bene l'italiano. E pochi credevano in questo nostro messaggio, veramente pochi. Non dico che mi davano, quando mi andava bene mi davano del visionario. E quindi sentire il Santo Padre che oggi si esprime in questo modo, non posso dire abbiamo vinto, perché non ho assolutamente questa presunzione, però che questo sia un grande conforto nel continuare questo tipo di lavoro e nel portarlo ad esempio anche agli altri, credo che sia nostro dovere. E in questo mi affido a tutti voi, che ancora una volta ringrazio tantissimo per essere ritornati a Udine. Arrivederci al prossimo anno, ma spero anche con alcuni di voi arrivederci nei vostri paesi o nelle vostre capitali. Grazie.